Parla Veneto, la terza edizione del trofeo Open Città di Campo San Piero organizzato dal Circolo Lotario Monti. A sollevare al cielo la coppa è stato il rodigino Tommaso Lago, portacolori del club torinese Borgaro, che ha travolto in finale Thomas Colautti, 2-5 del River Sporting Cervignano. Un facile 6-1-6-2 lo score finale di una sfida apparsa senza storia fin dal primo game. Siamo con Tommaso Lago, il vincitore dell'Open qui al Lotario Monti. Soddisfatto, insomma, non c'è stata partita in questa finale? Sì, sono molto soddisfatto per questo torneo, ho giocato piuttosto bene tutte le partite con punteggi abbastanza netti e anche la finale molto bene. Forse il mio avversario è arrivato un pochino stanco anche dal doppio turno pesante di ieri, perché ha fatto mi sembra 7-5, 7-6, 7-6 due volte, due partite del genere. Io invece ho vinto due volte in 2-7, quindi insomma magari ha un po' pagato, però io credo di aver messo in campo il mio tennis, ho servito bene, ho spinto bene con il dritto, insomma penso di aver meritato di vincere, insomma. Diciamo che solo negli ultimi game lui un po' forse ha provato a dare tutto quello che aveva ancora dentro. Tu non so se hai avuto un po' paura di vincere, insomma sembrava ormai destinata a finire 6-1, un game in più gliel'hai lasciato. No, beh, insomma è riuscito due volte a tenere il servizio lui grazie a qualche prima pesante, poi la seguiva a rete. Io a volte non riuscivo sempre a tenere la risposta bassa, chiudeva la volley dall'altra parte, però insomma poi il mio game di servizio vedevo che riuscivo a tenerlo abbastanza bene, tranne magari quando mettevo la seconda che a volte mi attaccava, però complessivamente insomma penso di aver meritato di vincere, ecco. E su chi abbia meritato la vittoria non ha alcun dubbio neppure il suo avversario, Thomas Colautti, che ha pagato forse più del dovuto all'aver scelto di giocare contemporaneamente due tornei. Siamo con Thomas Colautti, finalista qui a Campo San Piero. Per te sono stati 2 giorni intensi, forse hai pagato il fatto di giocare contemporaneamente due tornei. Sì, quello sicuro. Ieri ho fatto molto bene, ho giocato 2 partite qui e una lì a Valleggio. Il prossimo anno diciamo farò solo uno, ne farò solo questo, però sì, comunque penso ho sofferto un po', penso si è visto anche, non c'è stata partita, lui ha giocato bene, purtroppo ho cercato il secondo set di spingere un po', di trovare qualcosa, ma era troppo poco, troppo tardi, quindi vabbè, oggi è andata così. Diciamo che almeno negli ultimi 3-4 game ne hai fatto soffrire, questa vittoria. Sì, no, cioè io mi sono detto, facciamo, cioè, devo essere sicuro che lui la partita l'ha vinta, non voglio perderla lì io. Quindi sì, ho cercato un po' di spingere. Giunto alla sua terza edizione, il trofeo Città di Campo San Piero è solo la punta dell'iceberg dell'attività svolta dal club Lotario Monti, il cui nome ha un'origine ben precisa. Siamo con il presidente del club Lotario Monti, Marco Salvalaggio. Presidente, parliamo un po' di questo club, quando è nato, che storia ha? Un po' di cenni storici allora voi. Allora il club nasce circa alla metà degli anni 50 così. È una cordata di medici qui dell'ospedale di Campo San Piero, tra cui anche il dottor primario Lotario Monti, fonda il primo campo, questo quando poi calpestiamo. In seconda battuta negli anni, penso alla metà degli anni 70, viene fatto anche il secondo campo. E da lì comincia a prendere via il tennis club Lotario Monti. Dopodiché arriviamo noi. Da allora è stata ristrutturata la clubhouse, 2 campi sono stati coperti e l'attività sportiva ha preso avvio a pieno ritmo. Abbiamo circa una 70 di soci, tra cui una scuola SAT, una club school con una 40 di iscritti tra ragazzi under 10, under 12, under 14. E poi immagino tanti appassionati che vengono a giocare su questi campi. Appassionati, sportivi, gente che vive di pane e tennis. Il primo obiettivo del Lotario Monti però resta la crescita dei giovani. Stiamo crescendo un folto numero di giovincelli under 8, under 10 e qualcuno ci sembra di vedere abbia qualche potenzialità, insomma è presto però. L'evoluzione del club è stata quella di passare da un gruppo di amici che giocavano a tennis, nato così qualche anno fa, a una vera e propria scuola tennis. Mi pare di capire che questo è stato il percorso per creare un domani dei tennisti veri e propri. Certo, e io credo che il messaggio che può uscire da un club come questo, che soffre naturalmente delle difficoltà che possono avere tantissimi club piccoli in Italia, vuol dire autofinanziarci con la passione di tanti soci che dedicano tempo, denaro per crescere un club e coltivare una passione forte. Una passione che 3 anni fa ha portato il club ad istituire l'Open maschile, affiancato per alcune stagioni anche da un torneo femminile. Un Open che prende il nome direttamente dal paese che lo ospita per la soddisfazione del suo primo cittadino.
La società si è impegnata in questi ultimi anni con l'organizzazione di questo Open, quindi lanciandosi anche su un livello alto di qualità e di coinvolgimento, ma sempre avendo l'attenzione di creare la passione, l'amore per il tennis nel nostro territorio, anche nei nostri ragazzi giovani. Sicuramente questa è una giusta politica che loro fanno, perché dobbiamo puntare sempre sui giovani e soprattutto dal punto di vista sportivo è bene sviluppare tante opportunità diverse. E come l'amministrazione a Campo San Piero ha voluto essere presente anche la federazione con il vicepresidente regionale Gianfranco Piombo. Oggi a vincere è stato un suo concittadino, anzi un ragazzo che ha visto crescere nel club di cui per anni lei è stato presidente, diciamo una soddisfazione in più in questa giornata. Sì, è stata una grande soddisfazione, perché ho visto un ragazzino che è cresciuto nel circolo dove io sono stato presidente per 19 anni. Quando era ragazzino ha vinto i regionali giovanile Under 12, me lo ritrovo qua che è riuscito a portare a casa il risultato migliore e a vincere il torneo. È una soddisfazione ancora più grande. Anche Vicenza ha ospitato una delle tappe di avvicinamento al Junior Next Gen Italia, il circuito riservato ai migliori talenti azzurri, classe 2004, 2005 2006. Per 3 weekend consecutivi al Tennis Comunale Vicenza si sono sfidate le giovani racchette del Veneto con un unico obiettivo: conquistare il pass per la fase finale di Milano e aggiudicarsi la possibilità di assistere alle partite dei loro campioni preferiti, protagonisti alle Next Gen ATP Finals. Per arrivare a Milano i ragazzini e le ragazzine terribili del tennis italiano hanno dovuto sfidare non solo gli avversari, ma anche le innovative regole ideate appositamente per questo torneo. E com'è andata? Ma sicuramente il net ha creato qualche problema nelle prime partite, perché i ragazzi non erano abituati. Dopo già oggi, che era il secondo weekend di gara, è andato un pochino meglio. E la regola dei 7 al 4 ai 4 game col no advantage sicuramente ha facilitato un po' i giocatori un po' più solidi, un po' più portati all'intensità, all'attenzione nel modo di giocare. E a loro, ai veri protagonisti in campo, come sembrano queste nuove regole? Il punto secco ti mette molta ansia per me. Il net per abbreviare i punti è forse anche giusto, e i 7 ai 4 vanno bene. Credo che la più difficile sia un po' i 40 pari, perché ti mette tanta ansia e pensi che se perdi quel punto hai perso il game, che magari può anche essere un game importante. Più o meno facili da imparare, le regole sperimentali hanno di sicuro un vantaggio: rendere ancora più spettacolare uno sport già di per sé ricchissimo di emozioni, quelle stesse emozioni trasmesse ai ragazzi dai loro campioni preferiti. Qual è la cosa più difficile secondo te di queste nuove regole? Il net e il punto secco. E il fatto di dover essere sempre concentrata magari dal primo punto. Sì. Invece posso chiederti qual è il tuo next gen favorito? Alexander Zverev. Per quale ragione? Gioca molto, mi piace il suo gioco. E dritto, cioè anche tutti i fondamentali. Zverev. Per quale ragione proprio lui? Perché è bravo, cioè, gioca bene. Se potessi rubargli un colpo? Servizio. Andrei sicuramente a vedere Zverev, perché mi piace veramente un sacco, e comunque anche gli altri giocatori sono veramente forti, talentuosi. Shapovalov. Per quale ragione proprio lui? Perché è matto lui. La passione, questo è quanto anima tutti i giovanissimi Junior Next Gen, visti a Vicenza, accomunati tutti da un unico sogno. E ovviamente diventare una tennista professionista, anche se so che è veramente dura. Da quando a 5 anni mi hanno proposto di giocare a tennis, e dalla prima pallina che ho colpito mi sono subito innamorata. E allora qual è il tuo sogno? Diventare una tennista. TPRA, ovvero Tennis Player Ranking Amateur. È il progetto che la FIT ha scelto di dedicare esclusivamente al tennis amatoriale. Il circuito, riservato a quanti non abbiano mai superato la classifica 4-2, è pensato proprio per regalare occasioni di confronto tra amatori che possono sfidarsi in match testa a testa o in tornei amatoriali in linea o eliminazione diretta, proprio come quelli dei grandi campioni. Anche il Veneto ha scelto di promuovere con forza il progetto, con incontri e iniziative rivolte a tutti i club della regione. Ho pensato di girare tutte le province per spiegarlo in maniera molto precisa
Quindi incontrando tutte le società. Tutte le società per far capire l'importanza e anche la possibilità di aumentare le attività nei circoli in vari momenti, ma anche di aumentare il numero di giocatori che si avvicinano all'attività amatoriale, non agonistica. Non è facile entrare nel meccanismo, questo ne sono assolutamente, l'ho capito immediatamente, però alcuni circoli già si stanno muovendo, ovviamente spero anche una forte partecipazione a questo progetto da parte dei maestri che sono i primi attori da questo punto di vista. I maestri, proprio loro, a giudizio di Scotton, devono essere il perno del progetto TPRA. Sì, i maestri devono capire che è fondamentale per loro approcciare questo tipo di manifestazione, questi tornei, perché i giocatori che magari loro seguono con le lezioni eccetera possono animarsi e anche entusiasmarsi per questa attività e loro diventerebbero dei protagonisti di questa attività. Voi cosa chiedete di fare concretamente ai circoli? Ma per esempio di organizzare i tornei sociali all'interno di questa organizzazione. Questa è la cosa base, quindi ogni circolo, sicuramente i circoli hanno dei tornei sociali, di singolo, di doppio, perché può essere coinvolta qualsiasi tipologia di torneo. Fanno un torneo anche sociale, oppure fra gruppi di giocatori, il sabato, la domenica, è estremamente libero il modo di condurre questi tornei. L'importante è che facciano questione, che capiscono e facciano questa esperienza, perché so che in alcune regioni questa attività ha preso piede in maniera straordinaria. Quindi il mio appello, lo faccio attraverso Super Tennis, è che i maestri, i dirigenti, ma in primis i maestri, si impegnino a organizzare questi tornei con i propri giocatori. Per convincere maestri e società a diventare protagonisti attivi del circuito TPRA, il Comitato Regionale Veneto ha messo a disposizione i suoi uffici per risolvere tutte le questioni burocratiche, ma non solo. Come abbiamo già fatto con i tornei rodeo, diamo l'opportunità di servizi, quindi diamo a loro, a ciascun circolo che organizza un torneo, uno scatolone di palline, in modo tale da venire incontro anche alle loro esigenze più spicciole. Poi ovviamente c'è la quota di iscrizione e di conseguenza loro rientrano le spese. Anzi, è un grande business perché in questa maniera i circoli riempiono i propri campi, ma soprattutto aumentano l'attività giocata, l'attività tennistica da parte dei propri soci.